Sabato 14, domenica 15 settembre, lo ricordiamo ancora, c'è il Festival delle Foreste ed a Longarone Fiere, quindi c'è questa iniziativa prima nel suo genere, possiamo dire a livello nazionale, nuovissima, ma ricchissima. Sì, sì. Infatti noi non è che pensiamo solamente al territorio delle Dolomiti e del Bellunese. Noi abbiamo, e non l'ho citato prima, il vero partner di questa iniziativa, che sarà rappresentato dalla dottoressa Alessandra Stefani, che è direttrice generale, è il Dipartimento Foreste del Ministero dell'Agricoltura, che ci è stato Come molto mai questa vicino. partnership? Perché avevamo all'epoca, col precedente governo, il sottosegretario Franco Manzato, che è stato lui che ha capito l'importanza anche lui di fare qualcosa per le foreste, essendo competente come sottosegretario per quel settore, e anche ha capito l'importanza che noi volevamo dare all'ambito delle esenzioni fiscali come strumento per attirare imprese che vengano a investire in montagna e anche per attirare popolazione. Ma questo non riguarda solo la zona del Bellunese. Noi infatti avremo presenti aziende e rappresentanti di tutta Italia e anche di fuori d'Italia. Sì, perché l'anno prossimo poi ci saranno delegazioni molto più importanti, perché avremo delegazioni che arriveranno dalla Polonia, dalla Slovenia, dall'Austria, da tutta la zona limitrofa intorno a noi, per cui ci saranno tanti che verranno da tutta l'Europa soprattutto, ma nel caso di quest'anno si vogliono trovare delle soluzioni per tutta Italia, perché non dimentichiamoci, 2/3 del terreno dell'Italia sono fatti di montagne, ma diciamo le aziende che sono presenti sono tantissime, quindi allora abbiamo come istituzioni, in particolare la provincia e il comune, Veneto Agricoltura e soprattutto il Ministero che ci sta dando una mano per dare questo sapore nazionale. Poi abbiamo aziende, ne cito solo alcune perché l'Agenzia del Sole che si occupa di caldaia e biomassa, di Piove di Sacco, Agrisav, di Savigliano a Cuneo, che si occupano di caricatori forestali, bracci di cespugliatori, poi abbiamo Agrigarten che fanno battitrici, caricatori e vericelli forestali, di Belluno, quindi più autoctona, poi abbiamo l'Associazione Istruttori Forestali di Torino, poi abbiamo l'antica edilizia di Follina di Treviso che fanno legni antichi per chi è interessato a questo settore. Arte in Fiera, perché abbiamo tutta la parte artistica che ve la consiglio, è stupenda perché ho già visto quello che hanno portato. Ho visto delle foto, anch'io sono molto opere belle. d'arte bellissime. Poi abbiamo Bautechnique di Bolzano, che fanno anche loro caldaia e biomassa, poi Bordo Giardino, cartellonistica per sentieri in acciaio, poi abbiamo il Centro per la Formazione e Sicurezza di Belluno, il Centro Corsorzi di Belluno, il CIFORT, il Club Alpino Italiano, che ha anche una presenza importante. Poi il Cofiloc di San Biagio di Callalta, che fanno piattaforme aeree, macchine movimento terra, la Coldiretti, la Confartigianato, la Confagricoltura, la Compagnia delle Foreste di Arezzo, quindi spaziamo in tutta Italia, la Collavo, trattori, trasporti, il Comune di Posina di Vicenza, che sono stati fra i primi ad aderire, perché anche nel Vicentino abbiamo avuto questi problemi qui, e portano con sé anche delle imprese. Poi abbiamo il Consorzio CIPA, il Consorzio Progetto Legno Veneto, Costan, che fanno cuneo d'abbattimento, la Della Longa, macchine boschive, DNA, motoseghe, edilizia innovativa, giornali, riviste. Sta diventando una fiera importante, una fiera molto grande. Gasparini Luigi di Treviso, la Green Place di San Martino. Quindi è un'occasione anche per fare benchmarking per aziende, per confrontarsi, quindi, sì, la vera classica fiera. È una fiera tematica. Praticamente quasi tutti gli stand sono stati impegnati, quindi è un grande successo perché essendo la prima edizione e avendo noi anche delle fiere che sono collegabili, per esempio c'è la fiera dell'agricoltura Agrimont e della zootecnia di montagna, che ha alcune aziende che verranno anche in questa occasione perché hanno ritenuto interessante di venire e far vedere i loro prodotti, i loro macchinari, i loro servizi. E poi, ripeto, ce ne saranno anche all'esterno, nel piazzale, che faranno delle dimostrazioni. Quindi quello è molto carino. Allora, l'inaugurazione è sabato con un convegno, l'istruzione forestale in Italia.
e c'è la cerimonia, verrà fatta dalle 10 alle 13 e dopo ci saranno dei workshop molto interessanti, delle tavole rotonde, delle mostre anche di carattere fotografico, di tanti tipi tra l'altro. Poi Sì. la domenica lo stesso c'è un convegno, la figura dell'operatore forestale, dalla sicurezza alle opportunità economiche, quindi è anche il presentare una nuova figura professionale che può essere molto interessante, sì, trascurata e che forse si va perdendo tra l'altro. Assolutamente. E quindi questo anche per i giovani può essere interessante. Dopo convegno, cluster, incontri, ce n'è di tutto e di più. Riqualificazione anche fluviale è un altro tema di cui si va a parlare. Perché? Ma perché le vie di navigazione sono fondamentali. Lo dimostra il fatto che proprio vicino a Longarone, a Castellavazzo, c'è il Museo degli Zattieri, dove si fa vedere come una volta questo collegamento culturale, ma anche economico, commerciale, storico che c'era fra le Dolomiti e Venezia. Sì, un porto... Oggi viene chiamato, qualcuno protestato, ma è per un fatto diciamo di promozione, Dolomiti, the Mountains of Venice, cioè le montagne di Venezia, ma per dare appunto ancora più risalto all'estero, perché Venezia è molto conosciuta. Tant'è che di fatti ci sarà di nuovo la gondola, perché noi vogliamo fra i pezzi d'arte avere anche questo oggetto fondamentale, perché il legno che i bellunesi portavano tramite il Piave, appunto via di navigazione a Venezia, arrivava a Venezia e serviva per tutto, per fare le navi commerciali da guerra, per fare le case, per scaldare, per fare anche le gondole. Sì. Questa è una gondola dei Casal, come ce n'è già una che abbiamo portato. Infatti l'avete D'accordo portata, col sindaco, esatto. sì, c'è questa è bellissima, vi consiglio di andarla a vedere, ma veramente bella, anche in collaborazione con i musei civici veneziani, ma c'è proprio la gondola, una delle gondole di Casale, una bellissima mostra a Fusine, in Val Zoldana, perché il sindaco Camillo De Pellegrini ha voluto fare questa mostra, è stato commovente perché quando è arrivata c'erano 2 ali di folla sul camion, no? C'erano 2 ali di folla per strada che applaudivano perché arrivava a Zoldo in Val Zoldana una gondola che era stata fatta dai Casali, che era una famiglia di lì che poi è venuta a Venezia e ha fatto investimenti, per cui è vero, molte volte si dice no, che sono stati i bellunesi a fare Venezia, perché tantissime cose sono state fatte dalla gente di montagna, con il loro materiale che è il legno. Quindi la navigazione fluviale è importantissima e si parlerà anche di questo tema. Quindi questo è molto importante anche perché si può rivalorizzare un canale di collegamento che comunque è importante. Esatto. Sviluppo dei territori montani, questo è un problema. Questo è un problema, se ne abbiamo accennato prima, però questo sia di carattere nazionale, sì, perché abbiamo dei territori che stanno soffrendo, si stanno depauperando sempre più, perché non c'è opportunità di crescita professionale, perché? Ma innanzitutto, e nel bellunese com'è la situazione? Innanzitutto noi dobbiamo tenere presente che le zone di montagna presentano dei problemi infrastrutturali che la pianura non ha. Fare una strada di collegamento in montagna è 1000 volte più difficile che in pianura. Però ce ne sono, però non sono magari tenute... Beh, intanto ce ne sono, ma non sono certo dritte come possono essere in pianura. Bisognerebbe fare le gallerie. Ma le gallerie costano tantissimi soldi. Per esempio si è sempre pensato, si è studiato anche che collegare le 3 vallate, la valle, quella dove c'è Selva di Cadore, con quella di Cortina, quella di Auronzo, con delle gallerie, permetterebbe un collegamento fra le persone che potrebbero fare più massa critica. C'è un problema di isolamento. Però tocchiamo l'ambiente lì. Beh no, ma le gallerie le gallerie anzi sono nascoste, sono forse un modo per risparmiare l'ambiente, perché per esempio se io collego la Valle di Selva con la Valle di Cortina evito che la gente faccia il passo Giau, che allora sì lì è inquinamento ambientale, no? Perché la macchina va su e giù, quindi consuma eccetera, mentre la galleria vai liscio e attraversi. Infatti nei paesi che rispettano molto l'ambiente come l'Austria e la Svizzera ci sono in percentuale sempre più gallerie in questo momento, ne stanno facendo sempre di più. Ma poi c'è un problema di isolamento con la pianura. Allora mettiamoci nei panni di una famigliola, c'è i figli che devono andare a studiare e hanno dei costi maggiori rispetto a chi vive in pianura e così vale per l'impresa, perché un'impresa che si stabilisce in montagna ha dei costi maggiori. E allora in Austria, perché le segherie vanno tutti in Austria e non abbiamo quasi più segherie, che è un dramma proprio quando parliamo del legno, cioè il legno viene tagliato da noi, caricato, va in Austria, viene tagliato e ritorna giù. Per chi fa il percorso molto bello... quello San Candido Lienze. Ci sono delle segherie bellissime che si vedono lungo il percorso ciclabile, ma attrezzatissime, con macchinari ultramoderni, perché da noi la tassazione è mediamente per l'impresa più alta e questo fa sì che le imprese, quindi
che si occupano le segherie hanno una concorrenza forte dalle imprese che stanno in Austria. È colpa degli austriaci? No, è colpa nostra, perché se questo isolamento e difficoltà infrastrutturale non viene compensata da esenzioni fiscali per chi lavora, risiede, vive in montagna, allora vuol dire che non c'è tanta giustizia, perché è ovvio che poi la conseguenza è che la gente abbandoni la montagna. Però c'era stata un po' la polemica del discorso delle famose comunità montane che avevano agevolazioni varie, eccetera, poi comunità montana era diventata anche a 50 metri di altitudine. Allora sì, questo però non dobbiamo confondere. Noi tutti credo che conosciamo le comunità montane delle Alpi. Le comunità montane delle Alpi hanno sempre avuto persone che avevano stipendi molto ridotti, che si davano da fare per coordinare i piccoli comuni di montagna, mentre il problema è nato per alcune comunità di montagna vicino al mare, a livello zero, che erano nel meridione, perché qui bisogna essere molto chiari e dire la verità, è da lì che è nato un problema. Oggi si sta tornando indietro, perché la comunità montana è un sistema per fare economia di scala, cioè per risparmiare soldi in servizi comuni che vengono dati dai comuni ai cittadini. E quindi non si capisce perché, se nel settentrione le comunità montane funzionano bene, perché esse debbano essere state penalizzate perché altre comunità montane in altre zone non funzionavano. È sempre questo modo sbagliato di affrontare il problema in maniera uniforme sul territorio nazionale, quando sappiamo benissimo che il territorio su base nazionale uniforme assolutamente non è. Basta che guardiamo l'evasione fiscale. Noi stiamo domandando esenzioni fiscali per le montagne. L'evasione fiscale delle nostre zone è dal 15 al 18%. In altre zone, preferisco non nominarle, ma basta guardare i dati Agenzia delle Entrate, arrivi anche al 65%. Non si può fare, no? Di tutta un'erba un fascio. Bisogna tenere presente che ci sono situazioni diverse. Fino a quando in Italia non si capirà questo, avremo il risultato di un debito pubblico che aumenta costantemente. Infatti la staremo un po' a vedere. Questo per guardare un fatto che sembra lontano, ma ci riguarda direttamente, perché se poi dopo noi non possiamo comprare macchinari moderni per tagliare gli alberi e per liberare tutte questo disastro, diciamo, che è stato fatto, è colpa anche di questo. Assolutamente, quindi competitività che viene compromessa anche in questi territori. Torniamo poi su questi temi e anticipiamo anche gli altri eventi che poi ci saranno, perché sarà una stagione bella calda. Vediamo se sarà fredda o cosa, però calda di eventi. Se avremo neve. Esatto. Pubblicità, pochi secondi.